Oggi andremo a scoprire il Piemonte attraverso delle aziende e delle realtà veramente interessanti. Gianfranco Cipresso, che naturalmente è il nostro autista e il promoter di questo meraviglioso itinerario, ci illustrerà appunto il percorso che oggi andremo a visitare. Abbiamo da poco passato Voghera, siamo in direzione Langhe, ci sta aspettando Manuela Rivetti presso la Spinetta, dove visiteremo l'azienda e assaggeremo i loro vini straordinari. Poi ci sposteremo presso l'azienda Contratto, azienda storica di spumanti, anche questi di fattura incredibile, e quindi assaggeremo anche tutta la loro storia. Verso sera ci porteremo poi da Vaira a Barolo, un'azienda anche questa con delle caratteristiche incredibili, bravissimi produttori di Barolo, di Barbera, di Nebbiolo, di dolcetti, e finiremo poi con una cena sicuramente divertente e piacevole. Domani mattina alle 10 ci aspetta il maestro, ci aspetta Giacomo Conterno, o meglio Roberto Conterno, per farci assaggiare le ultime annate del Monfortino. Direi che il programma è veramente molto interessante. Oggi berremo vino e grandi emozioni. Will she or won't she roll up to my door tonight? And if she does, how can I turn her away? Dopo quasi 400 km siamo arrivati a destinazione. Abbiamo una grande sete, una grande voglia di scoprire questa grandissima azienda che si chiama La Spinetta. In questa zona che si chiama Briccoquaglia. Stai facendo un video? No? Questa cantina era molto piccola, poi lo vedremo che si è ampliata tanto durante gli anni. Il magazzino fino al 2009 era piccolissimo ed era sotto al cortile. Qui abbiamo adesso tutto acciaio, le vasche per il moscato. Questi sono autoclavi. Probabilmente sapete benissimo come funziona una fermentazione di sotto pressione, temperatura bassa, solitamente 20 giorni per il moscato. Dopodiché negli anni da 5 siamo tornati indietro a 2 perché era complicato uscire sul mercato con 5 etichette diverse, anche per il semplice discorso di logistica. Per cui abbiamo comprato con l'idea di fare l'Anghe Nebbiolo e poi siamo alla fine entrati in produzione con un barbaresco. È uno Chardonnay che era stato fatto dal 92, dedicato alla nonna, Lidia era la nonna. Invece il Langhe Bianco è arrivato nel 98 senza aver pianificato. Abbiamo trovato molti viti di Sauvignon piantati in vigneti di Moscato che abbiamo preso a mango. Il rinoceronte che significato ha? Il rinoceronte è stata la prima etichetta di Barbaresco Gallina dal 95. Per noi è piaciuto a tutti, è un'immagine del 1515 di Dürer, che era un artista tedesco. L'ha fatta per celebrare l'arrivo di un rinoceronte in Portogallo come regalo al re portoghese della colonia indiana, perché è un rinoceronte indiano col corno solo. Dopodiché c'è questa leggenda che dice che il re organizzò un combattimento tra il rinoceronte e l'elefante per vedere chi fosse il più forte. Pare che questo elefante non vuole combattere, per cui il rinoceronte venne decretato come l'animale più forte d'Europa. C'è sempre comunque un utilizzo di legno nuovo e legno di secondo passaggio per tutti i vini. Quanti passaggi? Facciamo 3 passaggi. In 3 passaggi, poi una parte viene mandata in Toscana perché in Toscana abbiamo il Nero di Casanova e sono tutti viti giovani che abbiamo piantato in seguito all'acquisto, per cui lì fa solo legno di secondo passaggio. Con noi Emanuela Rivetti, qui siamo in Piemonte, l'azienda La Spinetta. Raccontaci un po' di questa bellissima avventura che si chiama La Spinetta. La Spinetta è un'azienda che è nata negli anni 70, nel 77 per la produzione di moscato. I miei nonni avevano pochi ettari di vigna proprio qui vicino. Nel corso degli anni con gli zii Carlo e Giorgio e papà Bruno abbiamo continuato a produrre, a crescere, a investire soprattutto in quelli che sono i nostri vitigni autoctoni,
per cui Barbera, Nebbiolo, continuando con il Moscato e allargando la nostra avventura anche alla Toscana, dove abbiamo deciso di lavorare con il Sangiovese, che è il re di quella terra. Questa è l'azienda più vecchia, quella di Castagnole Lanze, dove produciamo Moscato, Barbera d'Asti e Barbaresco. Qual è il vino che tu produci che ti emoziona di più? Il PIN perché era il vino che è stato fatto per il nonno, quindi ci sono tantissimi ricordi dietro. Canelli. Ecco, dopo la prima tappa alla Spinetta siamo stati ospitati da Emanuela Rivetti, molto brava e molto preparata, e chiediamo a Gianfranco il prossimo appuntamento. Allora stiamo andando a Canelli, presso l'azienda Contratto, dove ci aspetta Giorgio Rivetti per farci pranzare intanto in compagnia, assaggiando ancora qualche vino, e poi visitare la cantina. Vi assicuro che voi che siete a casa, ma per noi è molto dura, una giornata tremenda. Tragico. Luciano, cosa ne pensi di questo posto? Cari, i soldi questi. I soldi cosa possono fare? Il grande potere dei soldi. I soldi sono una Non cosa palle. che paga tanto. Paga di più. Qui non la farai mica tutta, vero, questa cosa qui? Tagliamo poi. Perfetto. La famiglia Contratto arriva a Canelli nel 1867, una delle prime realtà a spumatizzare in Italia. Il primo a spumatizzare fu Carlo Gancia, il primo a fare un metodo classico millesimato è stato Contratto. Quando la famiglia Contratto arriva in questa zona qui di Canelli, in questa zona non c'è assolutamente nulla, la collina, che è la cantina appoggiata al fianco della collina, arrivava quasi dall'altro lato della strada. Per più di 100 anni questa cantina rimane in proprietà della famiglia Contratto, tra l'altro nasce in maniera un attimino particolare questa cantina, perché la prima parte di cantina nasce sotto il livello della strada. In un secondo momento viene fatta la parte all'interno della collina e in un secondo momento ancora viene ampliata. La sala dei sacchi è molto importante perché, come vi dicevo prima, questa cantina nasce prima sotto il livello della strada. Fino al 1800 gli spazi a disposizione sottoterra non sono più sufficienti, la cantina è adagiata al fianco della collina. Cosa cominciano a fare? Cominciano a bucare la collina. Nel 1898 si mettono a bucare la collina, questi lavori cominciano nel 1898, finiscono nel 1906. I lavori durano tanto, durano 8 anni, perché a parte il fatto che vengono fatti quasi solo ed esclusivamente a mano, è la conformazione della collina di Canelli che porta i lavori a durare così tanto. Lì è come conformata la collina di Canelli. Qui è quasi tutto più facile. Entriamo adesso in cantina vera e propria. Oggi come oggi in cantina abbiamo stoccato all'incirca 900.000 bottiglie. Noi non produciamo cuvée, facciamo solo millesimati. Fondamentalmente utilizziamo due varietali, utilizziamo il Pinot Nero e lo Chardonnay, e per una piccolissima parte il Moscato, perché facciamo anche 6.000 bottiglie di Asti. Quindi la messa in catasta, togliere le bottiglie dalla catasta, caricare sulle pupitre, il remouage, avviene tutto a livello manuale. L'unica cosa che non facciamo più a livello manuale è la sboccatura. E non la facciamo più alla volée, ma facciamo la sboccatura alla glace. Da un paio d'anni però, perché prima si faceva la volée. In cantina la temperatura è stabile, di 13 gradi costanti, estate e inverno. Noi qui siamo all'interno della collina, sopra la nostra testa abbiamo circa 36 metri di collina. La temperatura, come vi dicevo, è costante di 13 gradi, cambia solo il tasso d'umidità. In estate abbiamo un pochino più di umidità qui dentro e adesso vi spiego come facciamo a levare l'umidità in eccesso. Le due gallerie laterali invece, quella che abbiamo appena percorso e quella che andremo a percorrere tra qualche minuto, arrivano in un secondo momento durante la seconda guerra mondiale. Dopo, se volete, possiamo andare a vedere le etichette, whisky, gin, l'orzata, tutti i vini fermi, bianchi e rossi. E queste qui sono quelle che vengono definite le cattedrali sotterranee di Canelli. Siamo già contenti. Sì, Va bene, accomodatevi.
Sono due indirizzi, uno da aperitivo che può essere il Prosecco, poi il Prosecco mi sono costati 300 e qualche milioni di bottiglie. Parliamo di Franciacorta, sono 12.000 bottiglie, cosa vogliamo imitare? E quindi fai la cosa tua, se niente, se una pulce dal punto di vista di quantità nel mondo. E la visibilità del Prosecco è, io tiro parecchio negli Stati Uniti, cioè è lo champagne italiano. Allora adesso facciamo il degorgement dello spumante nuovo e che dovremo poi fare un bel brindisi perché quello dobbiamo farlo. Questo è il reparto di vinificazione, come vedete sono tutte botti vasche d'acciaio. Per noi la qualità nasce nel vigneto, quindi è importante lavorare in un ambiente molto pulito in cantina, perché è l'unico modo per tenere lo stesso livello qualitativo che abbiamo preso dal vigneto e cercare di non diminuirlo. Il commento è grande perché nell'86 papà e mamma hanno avuto una grandinata di quelle dopo le quali ti trovi in ginocchio proprio perché a maggio, quindi un periodo strano, molto strano per la grandine, è arrivata e ha distrutto tutto quel che avevano. E allora quell'anno lì loro si sono guardati negli occhi, c'era Giuseppe che è mio fratello più grande che aveva 1 anno e si sono detti bene, e ora cosa facciamo? Ognuno di noi sogna di fare qualcosa di bello, no? Noi abbiamo cambiato anche i progetti, perché quando io avevo iniziato, e lo ricordavo proprio l'altra settimana che è venuto il genero di Veronelli. E loro si sono trovati di fronte a un bivio e le due strade erano avere un'azienda che fosse a livello familiare, per cui se mai fosse capitata un'altra grandinata e quindi l'occasione di perdere tutto era il lavoro della famiglia e essendo tale la famiglia poteva capire. Erano i tempi di Gino Veronelli, erano diversi da quelli che siamo oggi, ma è cambiato tutto. L'idea del vino è sempre rimasta quella, cioè l'unica cosa che non è cambiata è il desiderio di fare qualcosa di buono. E poi i percorsi sono diversi. È chiaro che quando ho iniziato non pensavo mai più che l'azienda diventasse così grande, eppure sognavo, no? Ma il buon Dio è stato più generoso dei miei sogni alla fine. E io comunque con la cosa bella che voglio dirvi è che essendo la prima generazione, ho avuto i nonni che hanno fatto questo lavoro, ma il distacco è talmente grande che non ha assolutissimamente senso di parlare, ero troppo piccolo per capire. Sto capendo oggi qualcosa di quello che faceva mio nonno, ma io lo vedevo, ma non ci ho messo 50 anni a capire cosa faceva. E poi questo concetto di vino che deve essere sempre bevibile, noi anche quando andavano di moda i super barricati non abbiamo mai avuto dei vini che fossero super barricati. Insomma, per un po' non siamo male. Lui invece ha un ristorante a Castigliano vicino a Bassano che si chiama da Paeto. Loro due invece stanno aprendo un locale di piede e stanno aprendo un wine bar in centro a Bassano insieme con un altro ragazzo che non è potuto venire. Luciano Dall'Olio, lui ha Vino e Dintorni, un'enoteca ad Asiago. Il nome non c'è nuovo. No. E Fiorenzo invece è un ristorante appunto da Sardo e Grappa, specializzato in bistecca alla fiorentina. Regista di Adar Barcantine. La storia di Riesling è legata alla tesi di laurea in farmacia. Quando è stata creata la zona di produzione del Barolo, quel che ci ha raccontato i vecchi proprietari di questo vigneto, che in realtà è una serie di cascine con i vigneti annessi, preoccupati di pagare più tasse, hanno chiesto di non far parte della zona del Barolo, quindi diciamo un atto di miopia. È un terreno bellissimo, molto scosceso, praticamente si fanno tutti i lavori a mano. In questa barbera, accanto alla finezza del bricco delle viole, c'è anche questa grande materia, questa grande sostanza. Bene amici, riprendiamo il viaggio. Il nostro appuntamento è un appuntamento diciamo molto particolare, è un appuntamento con una delle realtà più importanti del Piemonte. Andiamo dal guru del Barolo che è Giacomo Conterno e si trova dove Gianfranco? A Monforte d'Alba, proprio in centro del paese, la cantina è localizzata là, il Cru Monfortino invece la sua vigna è appena fuori da Monforte.
siamo dal guru del Barolo. L'emozione com'è? Molta. Molta emozione? Sì. Ma secondo te ci lascerà filmare? Non lo so. Speriamo. Se no teniamo tutto dentro noi. gli mandiamo le iene. Noi ormai da qualche anno che lavoriamo con Stocking, ci troviamo bene e appunto saranno 15-16 anni che abbiamo cominciato a lavorare con Stocking. Quelle sono le prime botti che abbiamo preso da lui 15 anni fa. La vinificazione è fatta in legno. Questi sono i tini che vengono utilizzati per la fermentazione. Sono a circa 2 settimane per la Barbera, 3-4 per i Nebbioli, i Baroli. Il più classico è quello al lato dell'imbottigliamento, dove si fa l'assemblaggio finale, in modo da avere un prodotto omogeneo per tutti i vini. Era quello che vi dicevo prima, che si fa solo l'imbottigliamento, proprio per non avere imbottigliamenti diversi che comunque possono portare a vini differenti. E quindi poi possono essere appunto travasi giornalieri, nel senso che si portano un attimo in acciaio in modo da poter, ad esempio, lavare la botte e poi riportarlo. Perciò voi utilizzate solo uvi di proprietà? Noi sì, assolutamente. Il paragone con Cucina Francia secondo me era ancora un gap un po' troppo diverso, ma soprattutto perché abbiamo un 2010 veramente stratosferico. Allora abbiamo detto cominciamo con una grande annata, e quindi sarà il 2010 che sarà messa in bottiglia il prossimo anno. Un vino di alta qualità, alta gamma, che appunto si punta a fare, al di là di come viene fatto, c'è sempre quel consumatore che punta a questi vini qua. L'espressione della Barbera più essere lunga, anche sempre c'è questa austerità, questo grip che ha in più, venga dato al terreno, però impostazione anche vostra. Tenete presente che questa in particolare è una Barbera molto più fruttata rispetto all'altra, dove è sicuramente più minerale, esatto. Ma direi un po' tutte e due le cose, sicuramente sarà lunga, porta verdi vini di questo calibro qua, sia come struttura e tutto, e un po' è dovuto anche alle tipologie di fermentazione, insomma. Per noi in cantina l'unica cosa che è cambiata è l'invecchiamento. Com'è stata l'esperienza? Bella esperienza, notevole come al solito, l'organizzazione del Cipresso perfetta direi, e il regista super come ogni anno. No, come? Mauro è troppo emozionato, quindi molto provato, quindi non rilascia dichiarazioni. Grazie lo stesso, è stato un piacere conoscerti. Abbiamo qui Michele che è una new entry del gruppo. Allora Michele, l'esperienza piemontese è stata bellissima, veramente bella. È fantastico, alla fine mi è piaciuto un po' tutto alla fine, perché sono tutti quanti con la loro storia, la loro passione per fare un vino, insomma. Ovviamente il Monfortino, anche perché è un ricordo particolarmente legato al territorio, alle esperienze mie passate dopo il più grande vino italiano. La loro vita è basata tutto quanto sulla produzione del vino, ma come passione, quindi quando fai una cosa con passione vuol dire che ci metti il cuore. Mi è interessato vedere il terroir, l'importanza che danno al terroir i piemontesi, piccole differenze di cru nelle sottozone, è stato davvero interessante. Tu sei giovane nel vino, quindi sì, ho 23 anni, sono giovane. Sì. E come la trovi come esperienza? Bene, bella, divertente, sicuramente la consigliamo a tutti? Assolutamente sì. Bene, da Parcantine si conclude col Piemonte. Piemonte è la prima esperienza? Prima esperienza, allora, ottima esperienza, ottimo gruppo. Cosa ci racconti di questa esperienza? Mi ha arricchito sia in modo professionale, ma anche umano, con una persona conosciuta, grandi professionisti e ottimi amici.